Oggi siamo a Rifugio Posa Puner nel comune di Miane, dove si è deciso di investire nella valorizzazione delle montagne dell'Alta Marca Trevigiana. Oggi abbiamo aperto ufficialmente questo nuovo ristoro esterno al Rifugio Posa Puner per garantire un po' di spazio dopo il lockdown e nella riapertura del locale dopo tutte le varie emergenze. Così riusciamo a gestire i posti che perdiamo dentro con le nuove normative e diamo spazio anche alle famiglie con i bambini, con i giochi, con un sistema di cucina veloce per gestire appunto anche le persone che non vogliono per forza mangiare una cucina locale, buona, però magari vogliono qualcosa di più veloce, più essenziale e poi partire per le camminate, per il trekking, quello che devono fare. Sindaco Buso, la montagna rivive anche grazie agli imprenditori che hanno investito qui a Posa Puner. Sì, per fortuna ci sono queste persone qui a Posa Puner piuttosto che nelle nostre maglie che hanno anche il coraggio, perché comunque sono zone bellissime, raggiungibili anche in macchina, però comunque non facili da poter lavorare, da poter gestire, quindi ben venga, è importante per noi, per la nostra comunità. Il comune di Miane ha molto in montagna, ha un patrimonio veramente importante, appunto, è veramente bello, e avere imprenditori che lo valorizzano e che si sacrificano anche, perché ripeto non è facile lavorare qua su, è veramente un orgoglio per noi amministratori, insomma è bello veramente. E poi noi siamo fortunati nel territorio dell'Alta Marca ad avere, diciamo, montagne, laghi dove la gente comunque può rimanere nel nostro territorio, passare le vacanze e arricchire gli imprenditori del nostro territorio. Assolutamente sì, il nostro territorio dell'Alta Marca è fantastico perché appunto, come hai detto tu, c'è di tutto. Anche noi qui abbiamo nella nostra, io cito sempre Miane ovviamente, per cui abbiamo tutte le nostre montagne, abbiamo le colline, abbiamo anche il fondovalle, perché Miane poi si insedia in un fondovalle dove c'è comunque da visitare, ci sono tante proposte. Il turista, che sia straniero ma anche che sia locale, trova sempre qualcosa di nuovo, perché non tutti conoscono a fondo il proprio territorio, nemmeno io dico, per cui è bello ed è importante. Questo ci ha dato anche l'opportunità nel male della pandemia, che ha ridotto, diciamo, la possibilità di poter viaggiare, però almeno ci aiuta a riscoprire il nostro territorio, quello che abbiamo, quello che ci hanno donato i nostri predecessori, che è veramente tanto, e per cui ben venga, insomma, nel male ben venga anche questo.